Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori miei, come detto, quest'oggi è uscito all'una, se non sbaglio, a mezzogiorno e un quarto, ma non mi ricordo, il video della conferenza stampa di Mr. Walter Mazzari. Ve lo metto o qui su, non so dove viene messo il video. Comunque, tralasciando questo. Probabile formazione, ragazzi, è una probabile formazione alquanto semplice forse da fare, ma forse non è tanto semplice, perché ci sono molti dubbi. Molti ragazzi sono legati al report dell'allenamento di quest'oggi, perché Mazzari l'ha detto in conferenza stampa: dovrò prima fare l'ultima seduta d'allenamento e vediamo un po' i giocatori come stanno. Comunque, importa, ragazzi, ci dovrebbe essere Meret titolare. Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Mario Rui. Quindi Juan Jesus a questo punto dovrebbe vincere il ballottaggio con Ostigard, ragazzi. E signori, Ostigard oramai penso sia ai margini della rosa. Io che ammiro molto il giocatore, ma non so come mai si preferisca far giocare Juan Jesus. Comunque, a centrocampo Anghissà, che poi partirà per la Coppa d'Africa, quindi sarà l'ultima partita di Nzambo Anghissà con la SSC Napoli. A centrocampo c'è questo ballottaggio fra Caiuste e Lobotka. Allora, nel report dell'allenamento, ora ve lo dico, Lobotka ha lavorato con il gruppo, quindi secondo me dovrebbe partire Lobotka titolare. Perché, però occhio, voglio, perché ne ha parlato bene Mazzari oggi di Caiuste, e quindi ha detto se la scelta più probabile dovrebbe essere quella di Caiuste al posto di Lobotka, se Lobotka non riesce a recuperare. Ma ragazzi, Lobotka non era nulla di che, era solo una botta rimediata contro la Roma. Ecco, quindi ha assorbito tutto, il tutto, e quindi sta bene, dovrebbe giocare Lobotka, secondo il report dell'allenamento della SSC Napoli, ragazzi. In attacco finalmente dovrebbe esserci Lindstorm, finalmente, il danese è vicinissimo al recupero completo dal problema. Però ma in ballottaggio con Simeone, va bene? In attacco c'è il ballottaggio fra Simeone e Raspadori, va bene? Da quell'altro lato, ragazzi, ci sarà naturalmente Kvara. Allora, calciomercato velocissimo, continua l'interesse del Parma, scusatemi, nei confronti di Gianluca Gaetano. Gli emiliani sarebbero a favore per permettere Fabio Pecchia di riabbracciare il centrocampista classe 2000 dopo l'ottima esperienza che ha accumulato in 2 anni a Cremona. L'agente di Elmas parla del mancato rinnovo, quella del Napoli non era un'offerta congrua per un campione d'Italia. Lobotka in gruppo, ci sono chance di vederlo contro il Monza, in Gianluca Giordano. Domani contro il Monza confermati Raspadori e Kvara. Per il terzo posto in attacco c'è ballottaggio fra Lindstorm e Zerbin, con il primo favorito sul secondo. Io non me ne voglia Massimo Golini di Sky, ma secondo te, Aiù, può mai giocare Zerbin al posto di Lindstorm? Però occhio, perché se poi questo Mazzari dice: ma sai cosa, parto con Zerbin, poi a partita in corso, se le cose vanno male, io metto Lindstorm nel secondo tempo, che mi salta l'uomo, è più veloce di Zerbin. Ragazzi, il buon Lindstorm deve ritagliarsi un posto, perché è stato messo pure lui ai margini, prima da Garcia e ora da Mazzarri, ecco. Non valutano questa grande scelta che si dice fra Politano e Lindstorm, ragazzi. Quindi io spero che Lindstorm faccia vedere qualcosa domani contro il Monza, perché voglio, sinceramente, l'investimento è alto, più di 22 milioni, se non sbaglio vicino ai 30. Quindi ecco, Lindstorm deve far vedere qualcosa, perché se non inizia a far vedere qualcosa, ragazzi, il ragazzo difficilmente potrebbe levare il posto a Politano, anche se Politano sappiamo tutti che ha le sirene arabe che gli suonano dietro, 7 milioni a stagione, 15 milioni a Napoli. Napoli sarebbe contento di questi 15 milioni, però bisogna vedere sempre il ragazzo se vuole accettare. Questo rinnovo di contratto non è ancora stato proposto a Politano, stessa cosa vale per Zelischi, ragazzi, non lo sappiamo, ma ci sono questi interessamenti pesanti da parte dell'Inter, il giocatore deve decidersi, e molto probabilmente dopo Napoli-Monza ci sarà un confronto fra lui e il suo agente per vedere questa famosa proposta che il Napoli vuole fare al giocatore.
Detto questo, voglio, so che il video è brevissimo, non dura nemmeno 9 minuti, 10 minuti per fare la monetizzazione big money, come dicono tutti, però ragazzi, di cosa vogliamo parlare? Anzi, vorrei dire un'ultima cosa. L'ultima chiamata, è vietato sbagliare, voglio. È vietato sbagliare perché se sbagli anche domani contro il Monza, la stagione può considerarsi praticamente chiusa. Già non puoi lottare per le zone di vertice, intendo il primo e il secondo posto, figuriamoci poi se perdiamo nuovamente domani in casa, soprattutto davanti al Maradona, tutto pieno per spingere i ragazzi verso la vittoria, verso l'ultima dell'anno. Poi il Napoli giocherà con il Torino e poi ritornerà al Maradona per il derby contro la Salernitana. Ecco ragazzi, io qui sono sincero, sono veramente sincero. Non ci sono più scuse. O la squadra inizia a giocare o sarà un'annata fallimentare. E già non un'annata fallimentare per come la vedo io. Perché tu dovevi stare lì a lottare per lo scudetto, non stai lottando per lo scudetto minimamente. Rischi addirittura di non giocarti la Champions League, addirittura rischi di essere passato dalla Roma, che io reputo la Roma una squadretta, non me ne vogliono i tifosi romanisti, ma ragazzi, secondo me la Roma è più scarsa del Napoli, non me ne vogliate cari romanisti, però io la penso così. Poi il tempo ci dirà, domani vedremo se ci sarà questa scintilla da parte dei giocatori del Napoli. Monza, che ragazzi gioca, sa giocare a calcio, è inutile dirlo, Palladino li fa giocare bene, li fa giocare a memoria, ecco, quindi domani l'avversario non è semplicissimo, però confino in voi, confino in voi. Comunque, signori, noi ci vediamo domani per il post partita di Napoli-Monza. Spero di farlo uscire in un orario decente, ma difficile perché giocano alle 18 alle 6 e mezzo e io all'8 c'ho il boom del lavoro, quindi staremo a vedere. Comunque iscriviti al canale sempre e comunque. Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao aiù!